Benvenuto all'ospite della domenica, Jody Tonno, Buongiorno. Protagonista famosissimo di Notre Dame de Paris insieme con La Ponce, il musical, uno dei più famosi della storia. Dicono il musical dei record ormai. Dei record, lui è arrivato alla millesima replica. Beh, sì. ragazzi, Chi l'avrebbe mai detto? Insomma. Fantastico. Notre Dame de Paris, per quei pochissimi che ancora non lo conoscono, è il musical di Riccardo Cocciante tratto da Victor Hugo, Notre Dame de Paris appunto. Lui è Quasimodo, il gobbo che è fatalmente innamorato della bella Esmeralda che è Lola Pons. Tragico, bellissimo, pieno di musiche, di scene di grande commozione ed emozione. Anzi, se tu sei d'accordo, sì, cominciamo a vedere qualcosa. Assolutamente magari sì. Tu Assolutamente commenti. sì. Allora, cominciamo a vedere un pezzetto. Bella. La parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna d'agitata qualcuno che le scaglierà la prima pietra. Si è cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita passerei. Io non ho detto che si può vedere oggi, stasera e poi ancora martedì fino al 20. Sabato 19 e domenica 20 ci sono due repliche al Palacatania. Tutto questo al Palacatania. Da stasera, in questi giorni, sta già avendo un grandissimo successo. Lo devo dire, la Sicilia ci accoglie sempre con grande affetto. Eravamo stati quest'estate a Palermo e la conferma è arrivata proprio da Catania, insomma. Ma questo è uno spettacolo bellissimo. Tante volte mi chiedono qual è il segreto di quest'opera musicale. È la bellezza delle canzoni, la bellezza della messa in scena, con coreografie incredibili, modernissime, malgrado siano passati 20 anni, perché tra l'altro quest'anno festeggiamo proprio il ventennale. Il ventennale, sembra fatto ieri, sembra fatto veramente ieri modernissimo. È moderno e prima dicevo, chi l'avrebbe detto, perché quando siamo partiti consapevoli che sarebbe stato uno spettacolo di successo, era un po' nell'aria, adesso senza presunzione. Però 20 anni non potevamo pensarlo, non potevamo immaginarlo. E la cosa incredibile è che è uno spettacolo che si tramanda, nel senso che 20 anni fa c'erano magari dei ragazzi che sono diventati genitori, oggi vengono i figli. Sì, è così. Ed è una cosa io sono uno di quelli della generazione prima. Sei ancora in tempo per tornare. E confermo, esatto, ma c'è tempo per tornare perché è veramente straordinario. Vediamo un altro brano. Non raccontiamo la trama per quei pochi che ancora non la conoscono, però è chiaramente un amore, come dire, un amore sconfinato ma al tempo stesso altrettanto drammatico e tragico. Assolutamente, non è il gobbo di Notre Dame della Disney, nel senso che è quello fedele al romanzo e quindi insomma c'è un finale tragico ma con un significato e un messaggio molto importante, che l'amore va oltre la vita, va oltre la morte, perché i due personaggi insomma finiranno abbracciati, Quasimodo si lascerà morire tra le braccia di Esmeralda. È un commovementissimo. Vediamo ancora un altro pezzetto, Notre Dame de Paris. Ho visto sotto la sua gonna d'agitata, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra. La carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male e non mi importa se divento un criminale. Quello sa, mi fa scoprire il monte e non l'aldilà. Amore, adesso non ti darmi di
Eccoci di nuovo in studio con Gio di Torno, bellissimo, ma dopo 1000 repliche tu e Lola Ponzo state insieme praticamente. Sì, ce lo chiedono in tanti, ce lo chiedevano già ai tempi di Sanremo. So se ricordi, nel 2008 noi vincemmo Sanremo, Sì, partecipammo come no, ora a ci Sanremo arriviamo. insieme. Avete vinto insieme con Colpo di Fulmine. Sì, canzoni di Gianna Nannini, e ci chiedevano già allora: ma c'è qualcosa tra di voi? No, non solo una grande amicizia, un grande rapporto professionale, insomma, bellissimo, che continua ancora oggi. Poi Lola Ponce ha questo elisir di giovinezza che io le ho chiesto spesso il segreto, perché lei è una sorta di Benjamin Button che ringiovanisce. Però anche tu lo scherzi, se posso Io cerco permettere. di tenermi in forma, anche se la mattina ti assicuro che dopo le repliche, soprattutto quando c'è il doppio spettacolo, la mattina mi sento proprio gobbo, perché mi sveglio con un sacco di dolori. Ma devi fare la palestra Sì, sempre un po' di attività. Un po' di attività va fatta, insomma, perché, un po' di scarico, un po' anche, di riabilitazione. È impegnativo anche fisicamente, oltre è impegnativo fisicamente, vocalmente, è uno spettacolo. E poi sai, quando ci si mette tutto, è vero, ovviamente un po' di fatica anche emotiva, perché sono poi personaggi così profondi, no, da interpretare. C'è anche questo messaggio che noi lo facciamo, questa è un po' la funzione sociale del teatro, anche per lanciare un messaggio che non bisogna avere paura della diversità. Bello. Notre Dame è una storia che racconta di emarginazione, di persone che rivendicano un posto nel mondo, i clandestini. C'è questa figura di questa zingara che è un po' la figura della donna, cioè nel Medioevo le donne a volte venivano additate di stregoneria per un semplice gesto, un semplice oppure un difetto fisico, come nel caso di Quasimodo. E noi appunto cerchiamo di lanciare questo messaggio di non aver paura della diversità, ma di accoglierla. E questo messaggio oggi di estrema attualità, direi. Esatto, direi purtroppo dal Medioevo ad oggi non è che le cose siano cambiate molto. Rivediamo ancora un altro pezzetto di Notre Dame de Paris a Catania. Non mi dire che tu muori senza pianti e senza fiori, non permettere che un prete e mai mi amerai. Beh, commovente anche qua, ci stavo commuovendo. Io malgrado 1000 repliche devo dire che quando mi rivedo, perché mi rivedo poco, puoi immaginare, devo dire che sì, è uno spettacolo veramente bellissimo, quindi veramente... devo dire un po' di cose. Sì. Prodotto da Clemente Zard, sì, con la collaborazione di Enzo Product LT, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, qui in Sicilia promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Sì, sì, che ci segue sempre nelle tappe, diciamo così, siciliane. Esatto, sì. E voglio ricordare ancora, per chi si fosse messo in contatto solo ora, che c'è oggi, poi martedì di nuovo riprende martedì 15 fino al 20 con doppia replica sabato 19 e domenica 20. Tutto questo al Pala Catania. Sì. Complimenti ancora, veramente meraviglioso. Guarda, siamo felici di portare veramente amore, io dico pace e amore, perché sì, sai, scherzando tempo fa dicevo, questo spettacolo ormai ha travalicato il fattore, diciamo, artistico, cioè qualcosa quasi di spirituale. Che bello. Perché le persone che vengono 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 volte, sono venuti decine di volte, sì, alcuni spettatori,
vengono credo a nutrirsi di qualcosa di più dell'aspetto appunto. Poi si riconosce il timbro di Cocciante, Beh, vero? sì, No? sì, soprattutto in me, un po' in tutta la sua scrittura, ovviamente a me ha chiesto proprio delle caratteristiche, un po' la firma dell'autore, anche ecco. perché lui l'ha detto tante volte, lui si è sentito spesso Quasimodo, perché quando cominciò negli anni 70 c'erano i cantautori un po' più belli, bellocci, alla Baglioni, diciamo così, che cantavano l'amore, ecco. Lui cantava l'amore in maniera disperata, poi diceva io non ero proprio bellissimo, stavo seduto dietro un pianoforte e quindi... Quasi un Quasimodo. Sì, Pazzesco, per quello che poi ha cercato in me una malinconia nella voce, che si sente perfettamente. Che si sente, devo dire. Questi sono complimenti, ti ringrazio molto. Ho fatto e faccio del mio meglio, insomma, anche per... Rimmergiamoci ancora per un momento in Notre-Dame de Paris, alla Pala Catania. Eccoci di nuovo in studio con Gio Di Torno. Ma quando si è in così perfetta sintonia come tu con Lola, ma poi che si fa fuori? Si sta insieme, si fanno le scene, oppure dopo ognuno tanti scappa? anni per mantenere degli equilibri diciamo di pace e amore bisogna stare un po', diciamo, un po' per fatti propri. Si condividono dei bei momenti, spesso magari dopo lo spettacolo si va a cena, eccetera. Però è anche vero che bisogna, insomma, un po' di solitudine non fa mai male. Avere soprattutto la propria vita, la no? propria vita privata è importante, insomma, perché siamo insieme da tanto tempo e è giusto così. È giusto. Tu non sei siciliano, sei di Pescara, vero? Sono di Pescara. Di Pescara, ho vissuto a Roma tanti anni, vivo e sono tornato a Pescara perché sto sul mare, sono nato lì, sto benissimo, una bellissima cittadina, ho la famiglia, 2 bambini bellissimi, sono felice. E hai cominciato subito con la canzone o il teatro? Con la canzone, cioè in realtà con la musica classica, da bambino suonavo il pianoforte, poi piano piano, come capita spesso, ti appassioni, diciamo, alla musica leggera e ho cominciato a scrivere canzoni e poi il teatro è arrivato dopo perché ero un ragazzo, ho avuto dei miei momenti di introversione forte, quindi trovai un regista che mi disse tu hai bisogno di tirar fuori qualcosa di più e cominciai a fare questi corsi di recitazione e improvvisazione, cose eccetera, e poi mi sono appassionato al teatro musicale perché potevo unire le due cose, la recitazione e il canto. Che non è da tutti poi, perché uno magari sa recitare ma poi non sa cantare. Non è da tutti, devo dire che, per tornare sul discorso Notre Dame, ha segnato un po' uno spartiacque Notre Dame, perché 20 anni fa, con il successo di Notre Dame, c'è stato poi un pullulare di accademie, si è aperta proprio una scuola, diciamo. Perché adesso è diventato, non dico di moda, ma è consueto che uno... Anche in televisione un attore va e canta una canzone. Sì, ormai diciamo i confini si sono assottigliati un po'. Così. No, le figure storiche sono sempre, quando dovevi fare riferimento di un artista che sapeva far tutto, prendevi come esempio Massimo Ranieri, Massimo che è grandissimo, che è un nostro caro amico, sì, un grandissimo. E oggi cominciano a venirne fuori tanti. Allora, nel 2002 c'è l'inizio di questo straordinario successo di... Com'è stato l'incontro con Cocciante? Com'è che è stato divertente perché dopo un anno di audizioni di provini con i vari responsabili del casting, lui è arrivato dopo, quando eravamo già un po' più pronti, ed eravamo rimasti, sai, l'ultima audizione, l'ultimo callback in 3 o 4 e lui doveva scegliere. Io mi ricordo che un po' ruffianamente andai a fare il provino già gobbo. Ho detto mi presento, cerca un gobbo, vado a farlo un po' gobbo, e quindi cantai questa canzone già gobbo e mi ricordo, funzionò perché lui mi disse che gli avevo dato una grande emozione e mi disse con la sua voce ma sai cantare anche eretto? Che bello! Poi con Riccardo è iniziato questo rapporto meraviglioso. Mi piace molto. Una grande persona. Non c'è dubbio. Benissimo. Però contemporaneamente hai vinto il Festival di Sanremo, sempre con Lola Pons, tanto per non sbagliare. Farla apposta. Con Colpo di fulmine, scritto da Gianna Nannini e prodotto da David Zard. Sì. Ce l'abbiamo. Gio Di Tonno e Lola Pons, Colpo di fulmine. L'ho sempre detto. Evviva! Buon anno!
complimenti. Sono passati 15 anni, adesso stavo rivedendo le immagini. Sembra ieri però. Sembra ieri più o meno. No, stavo dicendo proprio questo, che anche tu hai, non soltanto cerchiamo di tenerci in forma. Complimenti. Poi ci tengo moltissimo a vedere ancora un altro pezzetto, quando hai cantato, hai duettato con la mitica Dionne Warwick. Siamo più o meno nel 2008. Concerto di Natale, è stata una bellissima. Allora, se riusciamo a vedere questo, che poi dobbiamo fare ancora due chiacchiere con il nostro Joe Di Tonno. Thank you for coming. C'è una piccola sorpresa per lei. Yes, we have your best friend, con un omaggio floreale. Joe Di Tonno. Joe, com'è nata questa amicizia? Noi siamo un po' curiosi, vogliamo sapere come vi siete conosciuti. Guarda, ho avuto l'opportunità e l'onore di aprire un suo concerto un paio d'anni fa proprio qui vicino a Verona, e quindi stasera volevo farle un piccolo omaggio floreale e magari con una bella canzone che l'ha resa celebre qui in Italia. Magari sarebbe un bel regalo anche per noi. Per me soprattutto è un grande onore. Thank you. Allora, al pianoforte Joe Di Tonno. Io tengo, ecco, mettiamoli qua, sì. Che cosa ci farete ascoltare? That's what friends are for. Ah, vabbè, famosissima canzone. Joe Di Tonno con Dionne Warwick. Evviva, complimenti. Qui c'ho i brividi davvero. Brividi davvero. Qui c'è la grandezza degli artisti veri e degli americani che fanno le cose semplici, perché lì è bastato chiederle se aveva voglia di fare un duetto. L'avevo già incontrata un paio di volte e ha detto sì, perché no? Sai che tante volte gli italiani si fanno un po' più di problemi, devo sentire il mio manager. Gli americani se la tirano un po' meno, è vero? Assolutamente. Invece complimenti anche perché sei un pianista, oltre così stiamo imparando anche questo da fantastico. Di non farmi mancare nulla. E ora sei impegnato anche, se non sbaglio, in tour con un concerto spettacolo che si chiama Music Hall. Music Hall, c'ha due titoli in base alle esigenze, diciamo Music Hall più canzoni da musical, da cinema, o canzoni per sempre, impegnato con due grandi colleghi, non a caso del Notre Dame de Paris, Vittorio Matteucci e Graziano Galatore. Portiamo in giro la grande musica internazionale con orchestra, a volte con un trio jazz, e siamo felici perché insomma la musica è la mia vita. E riesci a fare anche tutte e due cose? Sì, diciamo è faticoso, adesso aspettiamo che si fermerà, che si fermi il tour di Notre Dame e riprenderemo questo spettacolo. Sì. E per chiudere, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, ci vediamo il filmato della tua canzone Tutta la vita, dal tuo album, perché ha fatto naturalmente anche album. Avevo qualche momento libero, la musica è tutta la mia vita. Che meraviglia. Tutta la mia vita. Complimenti. Intanto stasera e poi martedì fino al 20, con doppia replica sabato 19 e domenica 20 al Pala Catania, Notre Dame de Paris, con Joe Di Tonno e Lola tanti Pons. altri, vi aspettiamo, mi raccomando. Complimenti, Grazie, complimenti, Michele, complimenti. grazie E grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti.